Le richieste dei sindacati sono chiare, servono più medici e infermieri e una sanità capillare sul territorio. Il confronto è aperto verso il dialogo con l'assessore regionale Lanzarin, che ha risposto alle questioni messe sul piatto della bilancia dalla CGIL. Oggi dove abbiamo soprattutto una popolazione anziana e quindi affetta da cronicità, diciamo, da patologie che sono croniche, non trova la risposta adeguata e molto spesso i servizi che sono destinati a loro sono servizi che prevedono la compartecipazione della spesa e quindi temiamo si vada sempre più verso una privatizzazione della sanità. In Veneto mancano 1.300 medici a causa di una legge nazionale che frena le assunzioni. Per questo, come più volte ribadito anche dal governatore Zaia, la regione si sta attivando perché le risorse ci sono e possono essere messe in campo. Il governo sta cercando appunto di trovare i rimedi, ha aumentato le borse di studio da 6.200 a 8.000 borse di studio già per il 2019. È chiaro che però dobbiamo traghettare in questi anni e anche nel decreto Calabria mi sembra ci siano alcuni spunti che arrivano anche dalle proposte che il Veneto aveva messo in campo anche sulla fase e sul fascicolo riguardante l'autonomia. L'incontro a Padova è stata anche l'occasione per un momento di dialogo tra l'assessore regionale e il sindaco sulla questione del futuro dell'ospedale Sant'Antonio. Si lavora in sinergia per salvarlo. Per quanto riguarda il Sant'Antonio abbiamo dato tutte le rassicurazioni, ci sarà un tavolo apposito tra azienda ospedaliera e tra appunto USL e Euganea per definire bene il passaggio. I cittadini non verranno meno al proprio presidio, al proprio ospedale cittadino e quindi ci saranno tutti gli accorgimenti appunto possibili.